È guerra aperta tra l'amministrazione comunale da una parte e i cittadini imprenditori di Venzone dall'altra, dopo la presa di posizione della serie "è arrivato il tempo delle decisioni irrevocabili" da parte del primo cittadino, Fabio Di Bernardo, sul off limits traffico zero 24 per 6 mesi nel centro storico. Non del tutto sbagliata, ma attuata senza soluzione di logica. In attesa di risposta da parte del sindaco, ecco l'opinione della gente. Ma io penso che potrebbero sì togliere i parcheggi dalla piazza, perché essendo zona turistica, essendo bello, sarebbe anche bello vederlo libero dalle auto, però dovrebbero lasciare almeno il passaggio, passare sia a Passo d'Uomo, poiché come dice c'è tanta gente, è pericoloso, e però poter passare anche io con la locanda, insomma, se qualcuno deve Certo. portare i Anche bagagli. perché lei deve lavorare alla Esatto, fine. anche perché non è che posso sapere quando viene qualcuno andargli a portare il pass perché passino, Certo, e qui come certo, certo. arrivano senza pass, Senta, ma senza qualcosa. l'amministrazione comunale fa orecchie da mercante? Ma veramente loro probabilmente non hanno fatto una cosa che pensavano fosse fatta bene, solo che forse dovevano chiedere un pochettino i nostri pareri. La questione è che tutti abbiamo pareri diversi e forse hanno detto facciamo noi, e poi però penso che qualcosa si possa aggiustare e si debba anche E aggiustare. i tempi ci sono, E i no? tempi ci sono, sì, anche perché qui a Venzone piove sempre, come zona pedonale, insomma, un po' misera. Anche lei, insomma, vuol far sentire la sua voce perché la situazione è un po' delicata, no? Sì, la situazione è un po' delicata e secondo me può creare dei disagi sta cosa qua, perché tanti clienti anche dicono quando non potranno più passare con le macchine andranno giù dritti per il paese, e tanti negozi alla fine secondo me rischiano anche di chiudere. Ecco, è giusto magari rivalorizzare il territorio, però magari con cognizione di causa. Infatti, esatto, perché secondo me intanto parcheggi a sufficienza non ne abbiamo, non sono stati costruiti. Dopo un'altra cosa, prima di prendere delle decisioni dovevano almeno chiamare la popolazione, vedere quanti eravamo d'accordo, o anche i commercianti, per prendere una decisione simile, tutto qua. Certo. Secondo me è un danno intanto economico e dopo magari per il turismo ok ci stava, però bastava chiudere solo il sabato e domenica, nient'altro. Senta, ma l'amministrazione comunale, il sindaco in primis, vi ha ascoltato, vi ha accolto oppure ha deciso tutto lui? Qua più di tanto io non ho avuto novità in merito a questo. Lui, secondo me, loro la decisione l'hanno presa da soli, perché non hanno convocato, come dicevo prima, nessuno, però alla fine purtroppo dicono che sono loro che comandano, quindi dobbiamo stare alle loro decisioni. Insomma, non è una dittatura, è una democrazia. Lei paga anche le tasse, immagino. Infatti, però alla fine anche sul giornale, gli articoli che stiamo leggendo, la decisione è stata presa e bisogna stare alle loro decisioni. E voi comunque continuerete secondo l'applicazione della democrazia, no? A far rispettare anche le Sì, vostre... esatto, più che altro secondo me dovevano prendere alla fine, stare un attimo a ascoltare un po' tutti le decisioni di tutti. La sua opinione in merito a questa iniziativa del Comune? Sono contraria perché fra il metodo che il sindaco non ha mai, sì, non ci ha mai contattato per chiedere di qua e di là, e dopo sono contraria perché non ci sono parcheggi a Venzone. Certo, poi alla fine questo è il problema, no? Nel senso che si può studiare tutte le soluzioni, ma se si parte dal tetto la casa frana, no? Ecco, infatti non ci sono parcheggi, la gente già non ce n'è tanti per quelli del posto, figuriamoci quelli che vengono da fuori, anche perché noi lavoriamo non tanto con i turisti ma con la gente di ogni giorno. Anche perché poi immagino che lei deve pagare anche le tasse, no? A fine No, certo, non pagherà infatti. poco, immagino. No? Appunto, e lui non si rende conto che noi lavorando con la gente, sì, abbiamo bisogno della gente e in questi periodi non si chiudono i portoni, si spalancano. Soprattutto in momento di crisi. Ecco, infatti Senta, quello. secondo lei alla fine l'amministrazione tornerà ad Oremus, cercherà magari un dialogo con voi oppure come l'asino parte e non si discute? Ma noi speriamo, perché fino adesso abbiamo telefonato, non risponde, perché poi un sindaco non ha neanche la giornata di poter ricevere. Senta, mi dicono che ci sono problemi di ricezione del telefono. Ma può darsi, non Magari so. senza campo. Si chiama e non risponde. E allora noi abbiamo saputo tutto questo dai giornali e lui continua a dire che la gente è contenta, ma non ha chiesto a nessuno che è contenta, non ha avuto nessun confronto e essendo un sindaco mi sembra giusto che dovrebbe sentire i cittadini prima di scrivere sul giornale che la gente è contenta, che non ha chiesto a nessuno. Senta, viene da dire, neanche la coincidenza vuole, per chi suona la campana.
Penso che suonerà proprio per noi commercianti, perché se andrà avanti il progetto che il nostro sindaco ha approvato, sarà veramente un funerale per noi. Senta, non è la solita presa di posizione dei commercianti tanto perché vogliono avere tutto sotto casa, ma perché si fanno le cose senza magari avvertire prima, no? Soprattutto perché non siamo mai stati contattati, non abbiamo mai avuto un confronto con le persone che hanno deciso questa chiusura, e perché noi, invece di avere un sindaco che ci viene incontro o è disposto a parlare, a confrontarsi con noi, abbiamo davanti a noi un muro. Senta, un muro che si potrebbe anche magari aprire, no? Noi speriamo che questo muro si apra, che qualcuno ci venga incontro e che finalmente possiamo parlare, possiamo metterci su un tavolo dove discutere eventuali variazioni a questa Perché voi comunque siete aperti, no? Nel senso che non è che dite no o così o niente. Ma certo, noi siamo anche disposti a poter ridurre gli orari di chiusura, ridurre gli orari di apertura, noi siamo disposti a tutto. Certo. Lei ha speranza che qualcosa si muova oppure, come dice magari il Reum, ha preferito tutto deciso e si va avanti così? Diciamo in cuor mio speranza, se devo rispondere con la testa poca speranza. Certo. Però continuerete per la vostra battaglia? Indubbiamente dobbiamo difendere il nostro lavoro, in tempi come questi noi dobbiamo difendere il nostro lavoro. Sganciate l'obulo? Sempre, siamo sempre disponibili. Sì, in effetti era opportuno prenderci e sentire anche le nostre esigenze, le nostre responsabilità anche nei confronti di una cittadina che, pur essendo piccola, comunque, esatto, e soprattutto sotto il profilo turistico magari andava incrementato un attimino prima il profilo di... Anche perché qui non è che voi lo state facendo solidarietà, nel senso che non è che lavorate campando in aria, nel senso che dovete anche pagare le tasse, mantenere la vostra famiglia, via dicendo. Se vi chiudono tutto è meglio prendere e andarsene, no? Sì, noi abbiamo 4 realtà qui, tra l'altro, no? Questo palazzo che ha 1000 metri quadri di esposizione, poi un negozio in piazza e altre 2, e pertanto viviamo proprio soprattutto turisti che arrivano, nonché di una maggior valorizzazione del territorio. Senta, le chiedo anche a lei, l'amministrazione comunale vi ha contattato prima di prendere questa decisione oppure vi siete trovati le uova già rotte senza ancora capire da dove si doveva iniziare? Ma per quanto ci riguarda, come Lavanda di Venzone, non siamo stati interpellati, poi non so se altre realtà sì, però credo, da quello che ho sentito, che non sono stati interpellati. Senta, per concludere, spera anche lei che ci sia diciamo così, almeno un retrofront da parte dell'amministrazione, magari sentirvi, cercare di sistemare un po', visto che i buoi al momento non sono ancora scappati. Ma speriamo ci sia una condivisione anche da parte nostra. Qua vi vogliono far chiudere, no? Esatto, ci vogliono far chiudere e senza mai averci avvertito di niente, ce l'abbiamo saputo sempre solo dai giornali. Ho ventilato in giro, ma di questa amministrazione, il sindaco e tutta l'amministrazione, quando si sono candidati erano esattamente l'opposto dell'altra l'altra candidatura, che erano per la chiusura, loro erano per l'apertura, non per la chiusura, e stanno facendo esattamente il programma di quelli della minoranza. Una cosa, quello che mi rammarica di più, che dovevano parlare con le persone, dovevano chiamare la gente, se c'erano dei problemi non hanno mai chiesto niente a nessuno. E oltretutto non si mettono nei panni che in questo momento di crisi economica, di difficoltà, no? Non guardano che uno che ha un'attività in un momento particolare bisognerebbe un attimino forse parlarne prima di prendere certe decisioni, anche perché forse non si rendono conto, ma seriamente giocano con la pelle delle persone, cioè le persone sono già che non ci arrivano alla fine mese, e con questi ostacoli qua penso che ci faranno chiudere tutti. Secondo me uccidere Venzone. Insomma, anche lei è favorevole alla battaglia dei commercianti? Io sono favorevole alla battaglia dei commercianti di Venzone, che è impossibile chiudere un centro come Venzone.